prima di dare notizie false è bene verificarle, soprattutto se queste notizie potrebbero creare allarmismo nei cittadini. Prima guerra di cifre, adesso guerra di parole. È un continuo botta e risposta tra Greenpeace e la Regione del Veneto. Tema del contendere, la presenza di PFAS nell'acqua potabile, con le affermazioni dell'associazione ambientalista che aveva chiesto alla Regione di intervenire subito, ma l'assessore Bottacin non ci sta, rispedisce le accuse al mittente e anzi si dice convinto che siano dichiarazioni false che creano allarmismo. Siccome queste sostanze sono state evidenziate già nel 2013 dal famoso studio del CNR anche in moltissime altre regioni d'Italia, mi domando come mai Greenpeace, che ritenevo essere un'associazione seria, non abbia denunciato questo fatto non solo in Veneto ma in tutte le regioni d'Italia dove non è stato fatto nulla a differenza del Veneto. Bottacin va oltre e ipotizza anche di seguire le vie legali. Di questo ne parleremo con gli avvocati della regione. Su questo botta e risposta continuo però a rimetterci rischiano di essere solo i cittadini. Sì, quei veneti che aprono il rubinetto di casa, vedono uscire l'acqua e magari si chiedono dove sta la verità. E allora l'invito è quello di lasciare da parte denunce e controdenunce, ma rimettere la salute al centro della discussione, magari affidandosi a un ente terzo che possa certificare le analisi chimiche fatte, che possa mettere un punto fermo. Logico pensare ad esempio all'università, che ha uomini e mezzi per mettere tutti d'accordo, un appello che speriamo sia raccolto da entrambi i contendenti.